Non si può certo nascondere che è stato un Cagliari bruttissimo. Il pareggio che è stato conquistato con il gol di Gaston Pereiro in pieno recupero è un pareggio che ha limitato i danni. Li ha limitati sul piano numerico per quanto riguardano i punti che sono portati a casa, ma non hanno certo cancellato la pessima prova dei rossoblù. Una pessima prova contro un Como che ha fatto di Cerri un grandissimo protagonista. Lo ha fatto il Como centralizzando il gioco su di lui, ma lo ha fatto il Cagliari non riuscendo a fare niente per neutralizzare il gigante che si è messo là davanti alla difesa a spadroneggiare e a distribuire palloni. Non tantissime le occasioni né da una parte né dall'altra, certamente un Como più ordinato, un Como più squadra, un Como capace di fare anche gruppo quando si è trattato di contenere il Cagliari, e un Cagliari invece dall'altra parte confusionario. Tanti gli equivoci che la squadra rossoblù si porta dietro, a partire dai soliti problemi. Il primo, quello di non avere esterni che spingono. Inutile avere un giocatore come Pavoletti a far da punta se non c'è un cross che arriva all'interno dell'area, ed è inutile avere un giocatore come Zappa spostato a sinistra dopo un mercato in cui teoricamente tu dovevi operare per colmare una lacuna che ci portiamo dietro a 4-5 anni. Il mercato, e sono questi i nodi del mercato, il mercato che non ha fatto bene al Cagliari, a parte Makumbu che è l'unico acquisto che sembra essere all'altezza della situazione. Nicolas Viola ad esempio non può fare il centrale davanti alla difesa, Makumbu è molto più forte di lui, ed ecco che viene spostato prima da interno sinistro, poi da interno destro, ma sempre con il solito problema: non ha il passo per poter fare l'interno, e questa è una delle tante motivazioni per cui il centrocampo non decolla mai, l'attacco rimane senza risorse, le iniziative degli attaccanti sono le cose che possiamo vedere. Finché c'era lo ha fatto De Zogos, lo ha fatto Luvumbo, ma sono iniziative personali e non gioco di squadra. Sul gioco di squadra Liverani si deve adoperare e deve cominciare a pensare di cercare giocatori che non deve sistemare sulla base di una giustificazione del mercato, cioè non è lui che deve trovare i giocatori nella sistemazione per poter giustificare il fatto che siano stati acquistati. C'è bisogno di giocatori che servano a costruire la squadra che lui ha in mente, perché se cade su questa trappola poi il Cagliari non riuscirà ad essere una squadra, si porterà dietro i tanti equivoci del mercato da qui alla fine, non solamente fino al 31 agosto. Alla fine chi è che ha funzionato bene? I partenti. Pereiro aveva la valigia pronta, si è ricordato di essere un grandissimo calciatore e ha spolverato dal suo repertorio una delle tante giocate, giocando però alle spalle delle punte, non partendo largo dove viene isolato e ci si dimentica di lui. Nandez e Rog, i due giocatori che hanno dato vitalità al centrocampo quando sono poi entrati in campo. Due interni appunto, due interni veri e non due interni che sono stati disegnati giusto perché facessero la partita. Gli attaccanti, male Pavoletti che ha avuto solamente una grande occasione, ma abbiamo anche delle giustificazioni legate al fatto che i cross non arrivano, e anche la Padula si è visto praticamente niente da quando è entrato in campo. Prendiamoci questo punto, ma teniamo conto che dobbiamo tentare di vincere il campionato e non solo di salvarci. Il commento a caldo è giunto alla quinta edizione e quest'anno, oltre al web, ci potrai vedere anche in TV. In 5 anni tante aziende ci hanno scelto. Diventa anche tu partner del commento a caldo e segna un gol fondamentale per la tua azienda. Chiamaci o mandaci un messaggio WhatsApp al 335 699 16 93.